Nord-Est questa sera ha una grande responsabilità a casa di Giorgio Panto. Cosa farete? Beh, noi di Progetto Nord-Est intanto siamo molto sereni, stiamo facendo un percorso, sereni, un dialogo, no, sì, signor Gandhi, dottor, mi permetta, sì. Stiamo facendo un percorso, un dialogo con quelli che sono i movimenti portati avanti da Fabrizio Comencini, Liga Veneta Repubblica e Covi. Quindi conferma lei, conferma? Il dialogo c'è, ma è un dialogo che Progetto Nord-Est intende svolgere nella massima serenità e tranquillamente alla luce degli elettori. Sono già usciti vari comunicati stampa di questi incontri che si svolgono ormai ordinariamente. Certo che Progetto Nord-Est la sua strada comunque la porta avanti, comunque deciso, sempre. Noi siamo quel movimento che è nato nel 2005 fra l'unione di Giorgio Panto e Mariangelo Foggiato. Ci siamo presentati a tutte le tornate elettorali tranne alle ultime elezioni politiche e l'abbiamo fatto per uno scopo ben preciso, quello di non presentarci alle ultime elezioni politiche. E vedete cari cittadini e ascoltatori, non ci siamo presentati alle ultime elezioni politiche perché nel 2006, quando l'abbiamo fatto, i signori colleghi della Lega Nord ci hanno accusato di aver fatto vincere quelli che sono chiamati i comunisti. Invece noi abbiamo fatto una corsa libera da soli. Nella seconda tornata abbiamo detto, bene, siccome ci hanno accusato per 2 anni di aver fatto vincere quei cosiddetti comunisti, allora prendete tutto il potere, cari signori, noi stiamo a casa, non presentiamo neanche le liste, però dopo siamo pronti a bastonarvi, sia chiaro, no, amici della Lega Nord, noi saremo pronti a bastonarvi se non porterete a casa i risultati per il Nord e in particolare per il Nord-Est. Ero anch'io della mentalità della Lega Nord ancora 10 anni fa e mi sono opposto, in Lega, scusa, permettimi, no, mi sono opposto non perché... posso tollerare che lei alla piazza parli con un linguaggio di questa natura qui, lei non bastona nessuno. Bastone in senso non politico. Bastona nessuno, va bene? Mi permetta che... No, mi dispiace, non posso accettare questo linguaggio qui alla piazza. Quando lei parla a 300.000 persone, parla di bastonare le persone. La replica alla Lega Nord, Jacopo Vendrame. Sono qua di fianco e non ho nessuna paura. Penso che voglio dire era a livello politico, no, la cosa. Sulle idee. Non mi pare proprio che sia a livello politico. Certe volte le parole Gandhi possono dare più bastonate che le bastonate vere. Sì. Ma scusate. Allora questo posso accettarlo, ma non le bastonate. Vendrame. Ma scusate. In senso metaforico, no, tendo a rettificare. Era un senso metaforico. Oggi siamo a 1 anno di questo governo e noi non abbiamo visto nessun risultato, anzi 150 milioni di euro dati alla città di Catania, 500 milioni di euro dati alla città di Roma, sforamento del patto di stabilità alla città di Roma. Ragazzi, siamo seri. Io quello che dico io è questo. Allora la replica ormai la deve fare solo dopo la pubblicità, perché ascoltiamo la replica della Lega Nord dopo la pubblicità.